Riesplode la pandemia in Friuli Venezia Giulia con più di 1000 casi ogni giorno. La Giunta vara la nuova task force che analizzerà la situazione negli ospedali regionali. Riccardi avanti con le quarte dosi. Prosegue la battaglia per l'acqua al campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. Dopo i danneggiamenti dei giorni scorsi il comune installa un nuovo contatore blindato, impossibile da manomettere. Svolta nella gestione del trasporto pubblico locale. Si potrà usare lo stesso biglietto giornaliero per gli autobus urbani in tutta la regione. L'assessore Pizzimenti, agevolazioni per famiglie, studenti e pendolari. Secondo turno elettorale per 3 comuni della regione sopra i 15.000 abitanti. Ad Azzano Decimo, Codroipo e Gorizia si vota per il sindaco, urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica, poi lo spoglio. Esordio in Serie A, 22-23 per l'Udinese contro i campioni d'Italia a Milano, prima in casa contro la Salernitana, poi la neopromossa Monza, ultima partita dell'anno al Friuli contro la Juventus. A tutti voi buonasera, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Il Covid rialza la testa e la Regione cerca contromisure. Nei prossimi giorni si riunirà una task force regionale per analizzare la pressione sugli ospedali di fronte a più di 1000 nuovi casi quotidiani. Una vera e propria task force anti-Covid, termini che riportano ai momenti più bui della pandemia e che forse devono far alzare l'attenzione su ciò che stiamo per vivere. La Regione ha messo in campo una squadra che si occuperà di analizzare la situazione degli ospedali regionali in vista di una possibile, e visti i numeri sempre più probabile, nuova ondata pandemica. Un rialzo netto dei contagi è stato testimoniato dalla Fondazione Gimbe, che ha segnalato come in una settimana in regione i casi siano più che raddoppiati, ma anche dai dati quotidiani della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, ad esempio, sono stati 1136 i nuovi casi positivi, di cui metà in provincia di Udine, con un'incidenza regionale sulla settimana di 581 casi ogni 100.000 abitanti, portando il Friuli Venezia Giulia tra le 8 regioni sopra la prima soglia di allerta. Il vero nodo su cui prendere decisioni, ha detto il vicepresidente Riccardi, è proprio quello di valutare come organizzare il sistema ospedaliero, garantendo le risposte ai pazienti positivi al virus da prendere in carico senza lasciare indietro le altre prestazioni. Abbiamo gestito 390.000 casi di Covid in regione, ma ciò che ci preme, conclude Riccardi, è la necessità di intensificare l'azione di convincimento delle persone verso la quarta dose vaccinale. Il vaccino è l'unico motivo per cui riusciamo a governare oltre 1000 nuovi casi al giorno. Ma gli esperti dicono che i rischi sono contenuti e ci sono nuovi strumenti per contrastare il Covid e altre malattie. Per il Covid noi abbiamo tante infezioni ma poca malattia fortunatamente adesso, sia grazie ai vaccini, grazie alle terapie monoclonali e antivirali. E abbiamo la possibilità di curare le persone nella fase precoce. I cittadini devono sapere che noi abbiamo questa possibilità di fare queste terapie in coloro che hanno i fattori di rischio, le malattie neoplastiche, ematologiche, il diabete scompensato, la malattia cardiovascolare, eccetera. Restano però in stallo le quarte dosi per anziani e soggetti fragili. A Udine solo 2 giorni di apertura settimanali per l'hub vaccinale del Città Fiera. Il messaggio è di speranza, però non è un messaggio di non vacciniamoci più. E va detto che arriveranno vaccini anche proteici che copriranno anche le varianti, sono efficaci contro le varianti, quindi abbiamo strumenti all'orizzonte molto efficaci. Cresce la rapidità nelle partenze dei mezzi del 118 dopo la chiamata al SORES, ma restano le criticità per quanto riguarda il personale. I sindacati denunciano la fuga degli infermieri. Sono state 324.375 le chiamate gestite dal SORES nel 2021, con un aumento di circa 6.000 rispetto al 2020. Il dato emerge dalla relazione sulla performance di ARCS, nella quale si evidenzia come ogni operatore ha gestito in media al mese 676 richieste di aiuto sanitario e il 79% di queste ha visto l'attivazione entro 4 minuti dei codici. Nell'80% delle 130.000 missioni la partenza del mezzo è avvenuta entro 4 minuti, una crescita del 10% rispetto al 2020.
Il sindacato FIALS, con il delegato all'emergenza urgenza Dino Roggi, sottolinea come ci sia ancora tanto da fare, ma anche il personale che è disposto a lavorare nel servizio. Nel breve periodo 5 infermiere dei 42 hanno chiesto di cambiare, con alcuni che addirittura si sono licenziati. Bisogna tornare alle 4 centrali sul territorio e poi far fare al personale un percorso diverso, iniziando a lavorare nei reparti dell'emergenza urgenza, poi nelle ambulanze e solamente dopo entrare in servizio al centralino. E sui numeri della sanità è di nuovo scontro fra i medici rianimatori e la Regione. La polemica questa volta è sulle automediche che, secondo l'Associazione dei medici anestesisti rianimatori, è nella realtà di 4 mezzi e non 6 come riferito dalla Regione, con alcune zone del territorio ben servite e tutelate, altre completamente pericolosamente scoperte, come ad esempio la Carnia. E scontro anche sui tempi di intervento, sui codici rossi. Secondo i medici, il fatto che solo il 20% dei casi vedrebbe garantito un soccorso entro 8 minuti è assolutamente preoccupante e al di sotto di qualsiasi standard minimo di sicurezza e qualità. Il consigliere regionale Mauro Capozzella ha portato in Consiglio regionale la questione delle liste d'attesa sulla base di una segnalazione riguardo alle visite per la dermatologia. Una volta questa prestazione, ha spiegato Capozzella, era erogata anche dal CRO di Aviano, ma ora non più ed è necessario rivolgersi al centro unico di prenotazione e la prima data disponibile è risultata novembre 2024 a Maniago. È impensabile dover attendere quasi 2 anni e mezzo per una prestazione sanitaria pubblica, ha concluso il consigliere regionale, con il rischio che il cittadino si rivolga al privato o al Veneto o finanche al fatto che rinunci alla visita. Voltiamo pagina. I temporali che si sono abbattuti la scorsa notte in varie zone della regione hanno causato qualche danno. Non hanno tuttavia cambiato la situazione di grave carenza d'acqua e l'Osmer sottolinea come negli ultimi 6 mesi la pioggia sia stata la metà della media del periodo. Pioggia battente e vento forte, notate di maltempo in Friuli Venezia Giulia, con numerosi interventi effettuati dai vigili del fuoco. Oltre 50 le richieste a causa di alberi pericolanti caduti sulla sede stradale, allagamenti di abitazioni e sottopassi. Ha piovuto molto nella zona sud-est di Udine, con picchi fino a 100 mm, zona di Pavia di Udine e Lauzacco, 50-60 mm nell'Interland di Udine, valori più alti fino a 95 mm ad Azida, verso il confine sloveno delle Prealpi Giulie. Valori importanti anche a Arba, 80 mm di pioggia, poi vediamo valori tra i 20 e i 50 mm su varie zone della media pianura, viceversa nella bassa pianura ha piovuto pochissimo e spesso in molte zone non ha neanche piovuto, e così anche sulla costa. Localmente è piovuto in maniera così intensa in poco tempo che molta acqua è stata persa per diciamo, scorrimento. Da dire che rispetto agli ultimi 6 mesi possiamo dire che il deficit generale di pioggia in regione sia intorno al 60%, nelle zone più colpite, in altre solo il 30-40%, mediamente un 50% di pioggia in meno negli ultimi 6 mesi, che è un valore piuttosto importante. Ma vediamo con il nostro meteorologo Tonino Renda cosa ci aspetta per i prossimi giorni. Dopo la fase instabile di cui stiamo ancora beneficiando sulla nostra regione, con ancora qualche temporale, giungerà una fase molto meno piovosa. Infatti l'anticiclone africano tenderà la sua mano attraversando il Mediterraneo e portandoci una serie di giornate molto calde. Possiamo vedere questi spaghetti che mostrano molto bene quanto le temperature, notate la linea bianca che è quella degli scenari medi, quindi la linea bianca è molto al di sopra di questa linea rossa che invece rappresenta le temperature, le isoterme medie per il periodo. Siamo dell'ordine dei 6-7 gradi al di sopra di tali valori, quindi aspettiamoci valori non soltanto sopra media, ma anche eccezionali per il periodo, visto che al suolo le temperature potranno anche localmente toccare i 34-35 gradi e in alcune giornate andare al di sopra, ma per di più, come detto, sarà l'AFA la protagonista a rendere le giornate ancora con maggiore disagio. C'è una svolta che riguarda il trasporto pubblico locale. Nasce infatti il biglietto unico regionale, costerà 3 euro e sarà attivo dal prossimo 1° luglio.
Rendere più economico e agevole l'utilizzo dei mezzi pubblici e quanto si prefiggono le nuove misure della Regione che saranno applicate a partire dal 1 luglio. Tra queste l'introduzione del biglietto giornaliero unico di 3 euro utilizzabile su tutti e 7 i servizi urbani di TPL, Gorizia, Grado, Monfalcone, Lignano, Pordenone, Trieste e Udine. Sono inoltre previste agevolazioni come la formula famiglia non legata a limiti di reddito. Il secondo abbonamento avrà uno sconto del 20% che diventa 50 sul terzo e 70 sul quarto. La Regione ha previsto misure dedicate alle persone fragili e ai giovani under 26. È un modo, secondo noi, intelligente per dare mobilità all'interno del nostro territorio che crea ovviamente maggior sicurezza. Basti pensare, per esempio, ai ragazzi che vanno a Lignano, che possono andare a Lignano d'estate, under 26, lo possono andare con uno sconto del 30% in luglio-agosto. Manca ancora però la messa in rete anche del sistema ferroviario. Noi speriamo che per settembre siano in linea e quindi dare l'offerta completa ai nostri utenti. Oggi è ultimo giorno di campagna elettorale perché domenica si torna al voto in 3 comuni della nostra regione dove è previsto il ballottaggio. Vediamo. Sono 58.828 gli elettori chiamati al voto per il ballottaggio dei comuni di Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo. Di sicuro la sfida più importante è quella che si gioca nel capoluogo esontino, dove il sindaco uscente, Rodolfo Ziberna, tenta il bis e parte in vantaggio sulla concorrente Laura Fasiolo. Nel primo turno l'esponente del centrodestra raccolse 6.330 voti rispetto a 4.666 della candidata del centro-sinistra, uno scarto quindi di 11 punti in percentuale. Stasera si terrà il confronto elettorale nella trasmissione Screenshot a partire dalle 19.45. Ad Azzano Decimo, dove andò a votare il 55% degli elettori, a sfidarsi saranno Massimo Piccini in rappresentanza degli liste Azzano e Fratelli d'Italia ed Enrico Guin che guida le liste Partito Democratico e Azzano insieme. Qui il margine nel primo turno è stato di appena 206 voti. Infine Codroipo, dove l'astensionismo nella prima tornata si è fatto ancora più sentire con appena metà degli elettori che si è presentata alle urne. La lotta sarà tra Guido Nardini, che nel primo turno mancò di pochissimo la maggioranza dei voti con il 49,32%, e l'esponente del centrodestra Gianluca Mauro, che cercherà la disperata rimonta. In tutti e 3 i comuni non c'è stato alcun parentamento di liste, seggi aperti dalle 7 del mattino alle 23. 35 milioni di euro dal Piano Nazionale per la Resilienza, dal Ministero della Cultura è arrivata la graduatoria per i progetti riguardanti la valorizzazione dei borghi, dei giardini e la digitalizzazione del cinema. PNRR regala ancora una pioggia di soldi in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il Ministero della Cultura oggi ha ufficializzato l'assegnazione delle risorse. In regione arriveranno più di 35 milioni di euro. Si tratta di varie linee di intervento riguardanti progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono, abbandonati o di piccoli borghi storici, la messa in sicurezza del patrimonio culturale, il miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri, musei e la valorizzazione dei giardini storici. Nel dettaglio, ben 20 milioni di euro andranno per il recupero di Borgo Castello a Gorizia, ma se questa notizia era già nota da alcuni mesi, una vera e propria sorpresa si è rivelata l'erogazione di 5.200.000 euro per lo svolgimento di attività culturali e ricreative destinate ai comuni della montagna, ovvero Paluzza, Sutrio, Ampezzo, Preone, Socchieve, Ovaro e Prato Carnico. Altra buona notizia, il 1.100.000 euro per il campanile della Pieve di San Pietro in Carnia del comune di Zuglio. Buone notizie anche per i giardini storici. 2 milioni di euro vanno sia al giardino dei Claricini Don Parker, che si è classificato al 10° posto della propria graduatoria, sia al Parco del Castello di Miramare, mentre 1.700.000 euro sono stati assegnati per Palazzo Coroni Kronberg a Gorizia. Infine il cinema della regione, da Trieste a Monfalcone, da Tolmezzo a Udine fino a Pordenone, in arrivo circa 3 milioni di euro. Il CDA di Civibank rinuncia ai ricorsi presentati dai vecchi amministratori sull'OPA di Sparcasse. La decisione è presa oggi insieme a quella di convocare per il 14 luglio assemblea ordinaria e straordinaria. Si concludono anche nelle aule di giustizia le vicende legate all'offerta pubblica di acquisto lanciata con successo da Sparcasse su Civibank. Oggi il nuovo consiglio di amministrazione della banca friulana, espressione del nuovo socio di maggioranza assoluta, ha deciso di rinunciare alle azioni giudiziarie che il vecchio CDA, presieduto da Michele Del Piero, aveva avviato davanti al TAR del Lazio e al Tribunale dell'Unione Europea. Il CDA, presieduto da Alberta Gervasio, ha ritenuto alto il rischio di soccombere in entrambi i giudizi e ha valutato non sussistere
sussistere un interesse concreto ed attuale della banca alla loro prosecuzione. La decisione è stata presa dopo aver approfonditamente analizzato il merito di entrambe le iniziative giudiziarie con le funzioni interne di Civibank e sulla scorta di un consulente legale specificamente incaricato. Ricordando anche che il TAR del Lazio aveva già rigettato la domanda cautelare presentata dal CDA della Del Piero. I ricorsi giudiziari presentati dal vecchio CDA erano finalizzati ad accertare il rispetto delle norme di legge da parte di Sparcasse e della Fondazione Sparcasse nelle offerte pubbliche di acquisto delle azioni e dei warrant Civibank. Sempre oggi il CDA ha deciso di convocare per il prossimo 14 luglio l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la modifica del nome della banca, al quale sarà aggiunta la dicitura Gruppo Sparcasse, e per altre questioni che vanno dall'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale alla composizione e durata del CDA, alla risoluzione consensuale dell'incarico per la revisione legale a KPMG, al conferimento di questo incarico a un nuovo soggetto per i prossimi 9 anni. È in forte crescita il traffico di sostanze stupefacenti nella nostra regione. Nel 2021 la droga sequestrata è aumentata del 146%, passando dai 143 kg del 2020 ai 352 del 2021. La droga più diffusa è la marijuana, 110 kg sequestrati. Vero e proprio boom riguarda la cocaina, 162 kg sequestrati nel 2021 rispetto ai 44 dell'anno precedente. È invece diminuito il numero delle operazioni antidroga, che sono state 349 rispetto a 382 dell'anno precedente. Le vittime in calo nel 2021 sono state 12, una in meno rispetto al 2022. Si rileva dalla relazione annuale della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Viminale, che è stata presentata oggi a Roma. Le persone denunciate sono state 523, delle quali 220 in stato di arresto, con denunce che hanno riguardato esclusivamente il reato di traffico spaccio. Gli stranieri sono stati 192, il 36% del totale, i minorenni 32, cioè il 6%. Aveva scoperto la compagna a letto con l'amante, l'aveva trascinata in strada, ancora seminuda, e l'aveva poi derubata. Oggi, dopo 14 anni, ha pagato il suo conto con la giustizia. Scopre la compagna a letto con un altro uomo, la trascina per i cappelli in strada, seminuda, e la deruba. Dopo 14 anni, un muratore all'epoca dei fatti trentenne è stato arrestato. La vicenda è accaduta a Trieste. Nell'estate del 2008 un cittadino rumeno si era visto costretto a tornare anzitempo a casa a causa di un improvviso temporale. Non avrebbe mai immaginato però di sorprendere la sua compagna a letto con un altro uomo. Il muratore era diventato una furia, tanto da prendere la donna e trascinarla per i cappelli in strada, ancora seminuda, strappandole di mano il cellulare e derubandola pure di 50 euro. La donna era finita all'ospedale, ma dell'ex compagno si erano perse le tracce. Qualche giorno fa, ben 14 anni dopo quei fatti, i militari del nucleo radiomobile di Aurisina, impegnati insieme alle pattuglie dei carabinieri di Vilopicina e di Basovizza nei controlli del retrovalico, hanno identificato quell'uomo, oggi 44enne, mentre stava rientrando in Italia per cercare di fare fortuna. Sull'uomo però pendeva un mandato di cattura, dovrà ora scontare 4 anni e 7 mesi di reclusione per rapina. Il cittadino rumeno si trova in carcere a Trieste. Ha cominciato a maltrattare la convivente già nel 2017, poi è stato arrestato, ma dopo la scarcerazione, la scorsa primavera, è cominciato tutto da capo. Un uomo di 33 anni di Trieste è stato arrestato dai carabinieri su provvedimento del GIP. Tra le altre cose deve rispondere di lesioni personali, furto con strappo e rapina. È stato firmato questa mattina il nulla osta della procura per le esequie di Elisabetta Molaro, la donna di 40 anni uccisa dal marito 9 giorni fa. Il giorno del funerale non è stato ancora fissato. La procura ha anche consentito alle figlie della coppia di rientrare in possesso dei loro vestiti, giochi e libri. A recuperarli sono stati i carabinieri di Coroipo. C'è stato un incidente stradale con un ferito grave nel pomeriggio di oggi a Colloredo di Prato. Si sono scontrati frontalmente uno scooter e un furgone. Il ferito, a bordo del motociclo, un ragazzo di 20 anni di Campoformido, è stato trasportato all'ospedale di Udine, illeso invece l'autista del furgone. Al campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine prosegue la guerra per l'acqua. Dopo la distruzione del contatore precedente, il comune ne ha installato ora uno nuovo, blindato.
Stop agli sprechi del campo nomadi parte seconda. È questa la missione che si è posto il comune di Udine dopo aver prima notato l'enorme consumo di acqua e poi aver posizionato un contatore per limitarne l'uso, danneggiato e divelto dalla sua sede. Così è stato posizionato un contatore diverso, più tecnologico e virtualmente inaccessibile, tale da impedire manomissioni, nel giorno in cui l'assessore Ciani ha comunicato che alcuni abitanti del campo hanno deciso di installarsi dei contatori singoli. Penso che è un contatore blindato che non potrà essere in pratica manipolato da alcune persone che probabilmente sono quelle che vivono all'interno del campo nomadi. Abbiamo messo un riduttore, in pratica è assicurata una portata di 200 litri al giorno, che è quella che tra l'altro abbiamo tutti noi cittadini. Loro tra l'altro non pagano, noi paghiamo la bolletta dell'acqua, ma insomma diamo ancora questa possibilità nella speranza che facciano i contratti con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale per pagare questa fornitura. E restiamo a Udine, dove dopo anni di attesa è partito il cantiere per la messa in sicurezza di Viale Cadore. Avviati in Viale Cadore a Udine i tanto attesi lavori di rifacimento di marciapiedi sul lato nord, oltre alla ristrutturazione e messa in sicurezza della pista ciclabile, senza intaccare gli alberi. Togliamo il porfido, rifacciamo praticamente la pista ciclabile che anche quella è molto sconnessa, con un materiale particolare e soprattutto allargando anche l'aiuola dell'albero, quindi rimangono praticamente i pini marittimi, cercando di conservarli nel miglior modo possibile, rafforzandoli con un sistema innovativo. L'intervento rientra in un progetto da €500.000 che ha consentito di rifare o costruire ex novo marciapiedi in via Bariglaria, via Baldasseria Media e via Baldasseria Bassa. Convegno promosso dal Centro Diocesano della Caritas di Udine si è tenuto al Centro Culturale Paolino d'Aquileia per promuovere la cooperazione internazionale come ponti di pace. Tra gli ospiti il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello. Cooperazione internazionale come strumento per creare dal basso ponti di pace, il tema del convegno tenuto oggi in Sala Paolino d'Aquileia a Udine. Importante l'operato della Caritas, non soltanto per quanto riusciamo a fare nel nostro paese, ma anche per quanto riusciamo a fare insieme alle altre Caritas che sono nel mondo. Parleremo di cooperazione, di quanto oggi sia importante anche per prevenire fenomeni particolari come la migrazione economica, come anche la guerra, favorire sempre di più la pace e una vita dignitosa per tutti. Per costruire la pace bisogna fare azioni concrete. I ponti che noi abbiamo cercato di costruire con l'America Latina, nello specifico l'Argentina, dove abbiamo un gemellaggio che dura da 60 anni, con il Myanmar, dove l'esperienza dell'accoglienza dei rifugiati è molto viva, e poi con l'Etiopia, dove abbiamo una cosa molto interessante, molto bella per aiutare la diocesi locale di Mdibir, un lavoro proprio di promozione attraverso le scuole professionali. Le 3 violiniste russe escluse nelle settimane scorse dalla 41esima edizione del premio internazionale di violino Rodolfo Lipitzer potranno partecipare alla manifestazione. Lo hanno deciso gli organizzatori, che oltre al dietro front hanno deciso anche di prorogare i termini di iscrizione al 30 giugno e di consentire dunque la partecipazione a musicisti di qualsiasi nazionalità, russi compresi. Il concorso si terrà a settembre a Gorizia e l'esclusione delle 3 violiniste russe aveva provocato una lunga serie di polemiche. Era il loro primo show in uno stadio e sono riusciti a conquistare tutti. I Måneskin hanno tradito gli oltre 27.000 fan che sono arrivati ieri allo stadio di Lignano. Era il loro primo show in uno stadio e sono riusciti a conquistare tutti, dai nonni ai bambini. I Måneskin non hanno tradito gli oltre 27.000 fan arrivati ieri al Teghi Lignano per la data zero del loro tour. La band romana, attorno alle 21:30, ha aperto la serata con Zitti e Buoni, la canzone vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision. Poi tutti i successi, uno dietro l'altro, scatenando il pubblico per 2 ore di grande spettacolo. Stiamo lavorando, abbiamo appena iniziato, quindi questo il nostro sarà un lavoro a medio e lungo termine, ma vi posso garantire, questo io devo ringraziare gli operatori davvero e gli imprenditori del comparto,
e il Friuli Venezia Giulia sarà sempre di più terra di grandi eventi, terra di grandi concerti. L'abbraccio di Cividale alla UEB Gesteco, appena promossa nella Serie A2 di basket, in corso i festeggiamenti a Cividale. Sentiamo Lorenzo Pausa. Ci troviamo in piazza San Francesco, nel cuore di Cividale del Friuli, a distanza di 48 ore dalla vittoria del campionato di Serie B da parte dell'UEB Gesteco Cividale, con conseguente promozione in A2. È ancora forte l'adrenalina, la voglia di festeggiare, la voglia soprattutto di abbracciare i propri tifosi, ed è per questo che tra qualche minuto, alle 19:30 precise, la squadra si trasferirà qua vicino in piazza Foro Giulio Cesare, proprio per completare questi festeggiamenti assieme agli ultras di Fede Giallo Blu. Siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo tutti insieme, che per alcuni è cominciato 2 anni fa, per comunque tutta la squadra è cominciato quest'anno, e niente, siamo molto contenti di averlo vinto davanti ai nostri tifosi, alla nostra città, alla gente che ci ha sempre sostenuto. È ancora il momento di festeggiare oggi proprio l'abbraccio di tutta Cividale qua in centro città. Sì, infatti siamo anche per quello contentissimi, perché così vediamo tutta la gente che ci ha dato una mano, che ci ha fatto il tifo, e farlo comunque anche in questo posto con tutta la nostra gente è secondo me un motivo di grande orgoglio. Qua è una piazza veramente molto bella, si sta molto bene, professionale, ha le premesse per fare grandi cose. Il Milan a San Siro, la Juventus in casa, era chiusa tra questi 2 impegni la prossima stagione dell'Udinese. Scopriremo il calendario tra poco a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.